È una serata particolare, io vi voglio presentare due amici qua di Adria. Vieni qua avanti. Uno è Andrea Bolognese e l'altro non mi sfugge il nome. Paolo Gaz. Questi due grandi amici si sono inventati un blog, ok? Perciò se avete qualcosa da dire, da scrivere, da fare che volete, okay, scrivete al adria.blogolandia.it. Ciao, innanzitutto buonasera, siete tantissimi. Beh, del resto con uno spettacolo del genere non poteva essere altrimenti. Vi ringrazio come adriese, anzi come adriotto, Massimo e tutta Adria Shopping naturalmente, perché tutti i venerdì sera ci diverte con tutte le loro iniziative incredibili. Quello che voglio dire è che Adria Blogolandia è un blog nato per i cittadini, per Adria, per gli adriesi, perché noi vogliamo che Adria diventi sempre più importante, non solo nel Veneto ma anche in tutta Italia, e diventerà col tempo un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avere informazioni. Stiamo facendo un'informazione complementare alla solita informazione che fanno i quotidiani. Non facciamo cronaca ma commentiamo, e devo dire che abbiamo il supporto di amministrazioni, di associazioni che ci mandano continuamente i loro comunicati stampa, ma anche da semplici cittadini che ci fanno continuamente segnalazioni. Oltre a me c'è Andrea Bolognese, che è la voce, diciamo, del blog, perché è il nostro intervistatore, e adesso passo la parola a lui perché ci sa più fare di me col microfono. Grazie. Applaudo. Allora, grazie, buonasera e buon Adria d'estate a tutti quanti intanto. Ho un piccolo foglietto, rubo un attimo solo per ringraziare chi ci manda i comunicati stampa, chi li mette a disposizione della gente perché questi comunicati stampa possono essere commentati dai cittadini. Vi ricordo l'URL, il link del blog è adria.blogolandia.it. Se non ve lo ricordate andate su Google e cercate blog di Adria e ci arrivate sicuramente. Allora, volevo ringraziare il signor Guido Fraccon del Gazzettino, che ogni tanto ci cita nel giornale, poi il vice sindaco Alessandro Rigoni, assessore Ferro Giovanni, l'assessore Rosa Barzan, poi Leonardo di Legambiente, che è appena nato anche ad Adria, il circo di Legambiente, vi ricordo, e poi un ringraziamento a Letizia Guerra Bonato, la presidentessa della Proloco, poi anche a Fede Consumatori, la In-Group di Gianni Ravaro di Adria, che ci manda comunicati stampa su manifestazioni, e ovviamente Massimo Barbuiani, che ringrazio appunto per averci anche ospitato questa sera in qua.